Dalla sede della Protezione Civile del Veneto di Marghera al termine della conferenza stampa del Presidente Zaia. Prenotazioni aperte dalle 16 con posti disponibili da subito per gli operatori turistici e gli addetti dei centri estivi. Per chi non trovasse l'identificazione del proprio codice fiscale è sufficiente forzare il sistema autocertificando il lavoro oppure la partecipazione ai centri estivi presso la struttura appunto per cui si opera. Apriamo 50.000 posti in agenda, ovviamente nelle settimane, ma i primi già questa settimana, fino a domenica saranno 9.000 e 9.000 anche la prossima, e poi a incrementare per gli operatori del mondo del turismo. Apriamo anche a un target importante, sono 30.000 con più di 16 anni che sono i centri estivi. Riconfermati i dati da zona bianca per il Veneto dopo la dichiarazione ufficiale del Ministro alla Salute nelle prossime ore, Zaia scriverà un'ordinanza per regolamentare e ricordare cosa scatta a livello di aperture con la fascia bianca. Per la terza settimana con parametri sotto, vistosamente sotto diciamo, i limiti di guardia per la zona bianca, per cui da lunedì siamo zona bianca. Vi anticipo già che farò un'ordinanza ricognitoria perché sapete che la zona bianca prevede tutta una serie di attività che vengono anticipate. Possiamo azzardare che a metà agosto, visto l'andamento delle vaccinazioni, il Veneto possa raggiungere l'immunità di gregge? È una previsione importante, dico sicuramente che per metà agosto chi voleva vaccinarsi ha comunque avuto l'opportunità di vaccinarsi. E soprattutto a noi interessa adesso mettere in sicurezza i ragazzi, cioè fare in modo che quando andranno a scuola, quelli che hanno voluto vaccinarsi siano vaccinati. E comunque considerate che abbiamo aperto gli slot per i ragazzi, sono aperti. Per noi fino al 4 agosto sono 700.000 posti a disposizione, ce ne sono ancora di liberi. Dopodiché spero arrivino più vaccini, riusciremo a essere ancora più performanti. Insomma, siamo passati da 827 vaccini in un giorno a 53.000 di oggi, cioè, pensate che salto abbiamo fatto.